Eder. Mech. Pallister. Dentro questo cerchietto si vede spuntare sotto il cuscino un angolino, è chiaramente un angolino di un materasso, il materasso di Seba. Il materasso arriva all'altezza della riga orizzontale che taglia la testiera del letto, e la linea che divide la parte strutturale del letto, ossia la testiera che fa parte della struttura portante del letto, dalla parte sopra, la parte decorativa del letto. Passiamo a osservare l'angolo destro della parte di Lilly, marcato con il numero 2, si vede molto bene che è bassa rispetto a quella di Seba. Questo angolo del letto è circa 20-25 cm più sotto della linea orizzontale della testiera del letto. Invece, dalla parte di Seba è molto chiaro che la linea orizzontale della testiera è allo stesso livello del materasso di lui. Adesso prendendo a confronto i due punti 1 e 2 si vede chiaramente che dalla parte di Lilly manca il materasso. Se ci fosse anche il materasso di Lilly, non sarebbe possibile notare la parte sporgente del materasso di Seba, perché i due materassi costituirebbero un unico piano. Non si vedrebbe la linea orizzontale della testiera del letto perché sarebbe coperta dal materasso di Lilly, così come il materasso di Seba la copre dalla parte sinistra del letto. Dalla parte di Lilly non si vedrebbe tutta quella parte bianca al di sotto della linea orizzontale della testiera del letto. Area che non si vede dalla parte di Seba perché risulta nascosta da materasso e cuscino. H è la differenza tra i due punti che fanno riferimento all'altezza del materasso di Seba, da una parte, e l'altezza dell'angolo di Lilly, dall'altra. Questa linea H potrebbe essere di circa 20-25 cm ed è lo spazio che avrebbe dovuto essere riempito dal materasso di Lilly. È evidente che il materasso di Lilly non c'è. Uno non toglie il materasso del coniuge perché è deceduto. Probabilmente era stata la stessa Lilly a eliminare il suo materasso in modo da evitare discussioni con il marito tutte le sere. Aveva preso una decisione e, dal momento che lei le sue cose le sapeva fare, aveva creato le condizioni perché la sua decisione fosse rispettata. Ne avevano parlato una volta e aveva fatto in modo che il capitolo fosse chiuso per sempre. Notare come il cuscino di Lilly sia più basso di quello di Seba. Esso arriva, di fatto, pressappoco all'altezza del materasso. Quello di Sebastiano è invece chiaramente sopra il materasso. H è la distanza tra la linea che procede dal cuscino di Seba e il cuscino di Lilly. A voler osservare con attenzione, il lenzuolo di Seba non prosegue dalla parte di Lilly. Fosse stato un lenzuolo matrimoniale, avremmo dovuto vedere la piega del lenzuolo fuoriuscire di sotto il cuscino di Lilly e scendere dalla parte destra del letto. Non si vede tutto questo, quindi si deduce che il lenzuolo di Seba è un lenzuolo da una piazza. Si vede anche che il lenzuolo tende a non continuare diritto verso la parte del letto di Lilly ma si piega sotto il materasso di Seba. Qualcuno è andato a guardarsi la versione della cugina di Lilly. Silvia racconta che sua figlia apre un cassetto del comodino, a quel punto Sebastiano la sgrida dicendole che lì dentro c'era solo roba sua. Ma la ragazza aveva preso l'iniziativa, supponendo che fosse di Liliana, visto che lei dormiva da quel lato. Ma ora con l'aggiunta di questo altro dettaglio posso dire che tutti noi se abbiamo un comodino mettiamo nei cassetti o sopra, le nostre cose, libri fazzoletto, bicchiere. Ma stranamente nel comodino di Liliana non c'erano le sue cose ma quelle di Sebastiano. Ciò fa capire che se lui dormiva da solo in camera,
Giustamente Lily quel comodino non aveva motivo di usarlo. Liliana sta giocherellando con i pupazzetti. È nel suo letto? Non si direbbe perché alla sinistra ha dei cuscini, foto 1. Se fosse su letto, alla sua sinistra avrebbe il comodino. Nessuno mette dei cuscini sopra il comodino. Di fatto è pronta per la notte perché indossa già il pigiama, foto 2. La prima impressione è che sia seduta su di un divano, e di fatto si vede lo schienale alle sue spalle. In questo fermo immagine si vede chiaramente che Lily è sotto le lenzuola che le coprono le gambe fino alla vita. Ma resta l'impressione che la schiena di Lily si appoggi allo schienale di un divano. Questo fermo immagine è quello di rimente. Lily sta continuando a giocherellare con i pupazzetti. Abbiamo visto che non solo è pronta ad andare a letto, in effetti è già in pigiama, ma è di già a letto perché è già sotto il lenzuolo le coperte, come abbiamo appena visto. Ma qui, l'ultima immagine del video ci permette di vedere che, alla destra di Lily non c'è il cuscino di Seba. Alla destra di Lily si vede chiaramente che il divano termina. Quindi c'è uno spigolo del muro e sembra di intravedere quella che sembra una lampada, la parte superiore è segnata dal numero 4 e sotto c'è il suo sostegno. Quindi, Lily dorme su un divano e dal letto matrimoniale ha rimosso persino il suo materasso, provvedendo poi lenzuola a una piazza per Sebastiano in modo da chiudere una volta per sempre e senza ulteriori discussioni in capitolo dormire insieme. Togliendo il suo materasso dal letto matrimoniale e provvedendo Seba con lenzuola a una piazza, Lily aveva ottenuto di non tornare ulteriormente sulla questione dormire assieme. Dormivano assieme solo quando i due andavano in giro, per salvare le apparenze. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.